ero in piazza, ho visto un gruppo di persone avvicinarsi a qualcosa e non capivo cosa, mi sono avvicinato e ho visto un padre che teneva un bambino a testa in giù e il bambino stava tossendo. Ho immaginato che il piccolo stesse soffocando. Era uscito dalla mostra del Centro d'Arte e Cultura di Mogliano in un sabato pomeriggio come tanti per prendere qualcosa da mangiare alle bancarelle di Piazza dei Caduti, dove era in corso la manifestazione gastronomica Sapori d'Europa e mai Marcello, 18 anni, si sarebbe immaginato di dover mettere in pratica quanto imparato al corso di salvataggio. Ho detto, sono un soccorritore, sono qui per aiutare. E il padre mi ha subito dato il ragazzo, il piccolo. Ho aspettato che finisse di tossire e gli ho subito fatto la manovra di Heimlich e con un solo colpo, diciamo, una sola compressione, ho visto uscire dalla bocca del piccolo una caramella enorme. Un gesto istintivo, quello di Marcello, che appena avvertito il pericolo si è fatto largo tra la folla e ha aiutato il piccolo di 3 anni a sputare la grande caramella che lo stava soffocando. Pochi attimi che però sono sembrati eterni. Subito dopo mi è scesa l'adrenalina che mi era partita all'inizio e quindi non sono nemmeno riuscito a interagire con i genitori, sono praticamente scappato dall'ansia e un po' mi vergognavo e anzi mi sono sentito però sollevato perché ho visto questo pezzo di caramella uscire e ho pensato, ho salvato un bambino. L'adrenalina che se ne va e lascia il posto alla felicità e alla soddisfazione. Il pensiero che un corso di pronto intervento specialistico come quello di salvataggio acquatico che ha frequentato Marcello o comunque la conoscenza delle manovre di primo soccorso possono davvero salvare vite. Prima la mia domanda che mi girava nella testa mentre passeggiavo: e se succede cosa faccio? Sarò pronto? Beh sì, sicuramente sono pronto per fare un intervento di questo tipo, quindi intanto mi ha confermato che tutto quello a cui mi sono preparato serve. Cosa vuoi fare da grande? A me da grande piacerebbe diventare un infermiere, è proprio il mio sogno aiutare la gente. A me interessa poter aiutare, vedere le famiglie sorridere e vedere il bambino che ritorna al papà che beve un goccio d'acqua e sorride.